3 mesi dopo si riparte. I corsari tornano nel loro fortino desiderosi di ripetere una stagione quasi magica come quella di 2 anni fa. Di fronte a un tifo da categoria superiore e a qualche spettatore particolarmente astuto, Serie D Girone E, Sestri Levante Grosseto, benvenuti. Sesto minuto, subito Sestri all'attacco. Casini perde palla, Necchi ne approfitta, si invola, la butta al centro per Oneto! Grande azione in velocità del Sestri che si porta in vantaggio. Oneto insacca la prima occasione utile, è 1-0. 11esimo, ancora Necchi, ruba palla e si invola, è il più veloce, sguarda al centro, palla per la corrente, Iannello che tira alto, peccato. 30esimo, lancio per Mobilio che stoppa a seguire, brucia, sbardella ma non riesce ad ingannare Cancelli. 10° del secondo tempo, apoteosi del contropiede, Dondero prende palla e lancia lungo, la palla arriva a Mobilio che si porta sulla destra, gioco di piede, finta, controfinta, si decentra, lascia partire il tiro e segna un gol portentoso, incredibile azione personale di Mobilio che segna davvero un Eurogol. Sestri 2, Grosseto 0. 26esimo, palla al subentrato Boisfer, dribbla, sbardella, crossa per Dotta che va in sforbiciata, Super Cancelli dice no. 34esimo, lancio di De Martis per Benucci, difende e scarica su Lombardi, cross basso per Falconieri, palo, arriva ancora De Martis ma la palla va incredibilmente fuori. 1 minuto dopo, mischia selvaggia in area, la palla arriva a Falconieri ma Dondero è insuperabile. Il Sestri vince, convince, porta a casa 3 punti molto importanti con un avversario altamente blasonato.